209 del 1996. Detta le disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alla mafia. L'articolo 3 dice che i beni confiscati sono devoluti allo Stato, che trasferisce i beni immobili al patrimonio del comune o beni immobili al sito. Il bene restituito è utilizzato per finalità istituzionali o sociali.